Cani molecolari, georadar e sommozzatori. Le ricerche del corpo di Samira El Attar si sono spostate nell'area adiacente al fiume Frassine a Carmignano Sant'Urbano, a pochi chilometri da Stanghella, dove la donna viveva con il marito Mohamed, sospettato numero 1 del suo omicidio e occultamento di cadavere. I carabinieri hanno deciso di perlustrare la zona, in particolare un terreno, perché lì spesso era stato notato Mohamed Barbri e dove non era mai stato possibile effettuare prima delle ricerche a causa della presenza della neve. E mentre si cercava il corpo di Samira in tribunale a Rovigo, il marito veniva interrogato. Mohamed, fuggito il 1 di gennaio in Spagna dopo l'estradizione e il rimpatrio, era stato portato in carcere a San Vittore a Milano e trasferito giovedì sera in quello di Rovigo. Portato in tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia, Mohamed si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a dichiarare la propria innocenza. Durante l'incontro con il giudice, Mohamed era accompagnato dal suo avvocato, a cui ha chiesto spiegazioni del motivo dell'arresto, negando di essere mai stato nei campi di Stanghella la notte della scomparsa di Samira. Il 40enne marocchino era convinto di ritornare nella sua casa di Stanghella dopo la fuga in Spagna. A suo dire era già pronto per rientrare in Italia quando venne fermato, tanto vero che lui dice che quando venne fermato aveva in tasca un biglietto per il rientro in Italia che aveva acquistato 2 ore prima, e che quando venne fermato dalla polizia spagnola si trova in stazione proprio per salire sull'autobus che lo avrebbe ricondotto in Italia in maniera del tutto spontanea. Mohamed ha mostrato proprio il biglietto di ritorno con il Flixbus dalla Spagna all'Italia e un volantino scritto in lingua spagnola con la foto della moglie e la richiesta di aiuto nelle ricerche.